Buttame in mano, muovi, mi giriamo dopo questi lampi ungenti e speriamo che la vita in buone tue, se no quando arriva Sua Eccellenza sono belle castigate. Scusate, signora sindachessa, ma non avete pensato alla puzza? La puzza, che è la meglio qualità d'olio che si poteva usare. O tu ciechisti, io me ne servo per fare fritture. E allora, signora sindachessa, vedrete che Sua Eccellenza, passando per là sotto e sentendo quel profumo, si sentirà aprire la bocca dello stomaco. E beh, stasera con questi disgraziati speziali gli raffermi malamente. Uè, Gaetani, e tu che fai? Spiccete. Subito, signora sindachessa. Quando lo scorto è conato, poco. Ma che scortegà? E che bella maniera! Sempre una volta. A posto mi fa crescere la barba, ma tu sai, ma da te non ci vengo più. Esagerazione. Io volte e volte vi aiutato. Ti dacci un diso. Ma perché vi ho fatto male? Ma tu mi stai crettando la faccia buona e me. Manco se fosse una scorza reformata. E tu senza che ve lo dici? Ma lo sai o non lo sai? Che il sottoscritto Gaetano Condropilo è il primo barbiere di Rocca Carinola. Ma che dico Rocca Carinola? D'Italia! Ma che Italia? È il primo barbiere del mondo! Donnigna, non facciamo caricature perché sennò qua ci pigliamo collera. E toccatemi tutte cose, ma non con pirasule, perché se no... Ah, vaya! Caro Don Gaetano, per vostra norma io quando parlo sempre seriamente. E mi dispiace che la barba me la faccia per me. No, soltanto voi ve ne arriva. E sta risse frisco! Piano, l'ho giudito! E come faccio a ghigliano? Perché la signora sindachessa mi mette presso. E poi del resto pure voi siete venuto caneve in da sacca e non mi avete dato manco tempo da affilare un rasuro. Ah, me ne sono accorto. Tu cosa vi va a riducere proprio all'ultimo ora che si fa sta barba? Hai fatto prima a scura notte. Scusate, Spezia, a che ore sono? A momenti le 8. Mamma mia, l'8. A momento arrivo treno del ministro e noi teniamo ancora un sacco di cose fare. Va bene, non vi disperate, signora sindachessa, che con l'attività vostra e qua a capo tuo marito vostro si faccia tutto e per tutto. Già, io non ho capito che quello che deve passare. Io? Sì, ma con me non attacca, sapete, perché io l'abilità la tengo veramente. E mio marito la cavo sulla tena, ma da ne grossa Bella capevacca, mentre che sto io. senza che parlate col tuono sarcastico. Perché lei... Ma perché non ne ho vero forse? Che quando una cosa non la faccio né io né il marito, che in questo paese nessuno si muove. Ah, questo è certo, Noi abbiamo badato sempre a questo e a quello. Se vogliamo che cosa andassero alla perfezione. Credo che l'andasse, no? Che dai, ne, donna Rosina? Niente. Va buono, sindachessa, non le facete, non vi pigliate collera. Ah, basta! Non me ne fido più! Ma tu questi petti non do poco di portare la capa a preso! Se voi non mi avete dato manco tempo di pulizzare. Perché? E tu aspettavi a me a pulizzare lo petto? Dove? Ma è che dalla mia, di a stamattina c'ho avuto a fare capo a tutte le cafune in sto paese. È stato tempo di passarlo alla pulitura. Manco se fosse stato un armadio! Ecco qua! Tu, ma che siete asciuto pazzo, mi mettete 2 soldi in mano? Io faccio fatto che sta capa. Vabbè, chi si sono dati i soldi? Grazie, sempre a servirvi. Sì, stai frisco se mi vedi qua una da ota. Allora
da Romanne, io me ne saglio un coppa. Ma stu tu, facete meno piacere. Sì. Mo che viene marittimo mio sindaco, le dicete che io sto con coppa e mi sono aiutato a preparare tutte le guarniere. Come se fosse un cavallo. E poi io cuciniate sempre. Ma non avete capito ancora, che a me non ci ha curato niente. Io saccio che lei ha ragione che vi fa parlare. Ma noi stavolta a capo facciamo rimanere con tanto un naso. A voi e alla vostra consorte. E lo dice bene che è la sindachessa, che quando dice una cosa, è lei. Oggi Rocca Carinola si farà onore, avete capito? E voi avete voglia di preparare. Anzi, sapete che più vi spremete l'intestino, e più non ne facciate niente. E dire che non ho detto una parola? Beh, ma scusate, don Gnà, voi però con sta risilla siete un po' indisponente, sai? Ma chi? Sì, ma sto Doro hai ragione. Voi per sto fatto che si dà letterato, in questo paese tutto mettete in caricatura, tutte cose vi danno in culo. Capirete che uno poi tene e poi spera. O vedete? Caro Don Gaetano, ma io non faccio le caricature, anzi, da stamattina ho girato tutto il paese, proprio per ammirare i grandi e solenni preparativi che si fanno in onore dell'arrivo di Sua Eccellenza, il Ministro. Da. E secondo voi questa è una cosa divertente? Ma si capisce? E dai, alla ride loro su. Poi dice che a uno passano quasi. Beh, ma non mi ha da venire sotto per una barba. Ma rimane qualunque! Sindaco di Rocca Carinola! Io quando do un ordine deve essere eseguito, cattera! Ecco Causinneco. La vita, Faccio così tu, che tutto fanno meno quello che dico io. Ho dato l'ordine stamattina che io dalle 6 in poi non volevo di niente più, non si poteva. Tutto sbarazzato e pulito. Mo sono passato per la cantina di Vicenza e chi non l'ha fuori, ma ha combinato una vera davvero. Tavolini, segge, volte. S'ha pigliato tutta quanta la strada. E poi sta friendo certo baccalà, a così puzzolente che non piace. Se tu stai assettando la tavolella quella che se faceva di mezzo di Trevino. Illustrissimo signor Sindaco, io a Luzzi Vicenzo ce lo sto dicendo da stamattina che aveva la roba da là fuori, ma Chillo non si è proprio incaricato. Mezz'ora fa ci siamo tornati io e l'amico mio qua e ce l'abbiamo dittonato ora. Ma Chillo sapete come ci ha risposto? Ci dice Rosino che ha perso la casa, oggi non posso buscare una lira a che leva la roba da là fuori. Così ha detto. Manco si viene per i soldati, ha detto. Così ha detto, cosa avete risposto? E che l'avevamo dato? Chi le si è fatto blu e ce ne siamo io. Poco prima siamo passati prendendo la vita e chi le per forza ce la danno un bicchiere di vino. E voi l'avete bevuto? E che l'avevamo mettato. Dicete che spara a casa tutto, ma proprio! Andiate, resto! Poi di male parliamo! Ricordatevi che rappresentate la forza! Avanti, marcia! All'arma della forza! E sta di braga che la manetta! Tra le altre cose, non le posso manco mannare! Ma voi vedete in che imbroglio mi trovo! E dire che io sono dalle 5 che sono allerta e sto stanco come lo ciuccio! Secondo il solito. Proprio! Caro signor Sindaco, gli onori si pagano. D'altra parte, se voi non stesse come lo ciuccio, noi non avremmo avuto il piacere di rivedere il signor Ministro Rivelli, nostro illustrissimo paesano. Sicuro! Il signor Ministro si è deciso a venire qua unicamente per via mia, sino che lo muoveva. Io ho dovuto sfruttare tra l'altro non solo la nostra amicizia, ma anche il grado di parentela che corre tra la mia consorzio e la consorzio del signore.
Ci ho letto coraggio mio di andare fino al capitale. Al capitale. La capitale, Don Felice. Oh signore, se testimone non c'è stato. C'è sempre solo io. Quindi sì. Non vi dico quando entrai nel palazzo del governo. Figlio no. L'hanno detto fatto, facette conoscenza con 14-15 ministri. Ah, poco più di una dozzina. Che vi credete? Io dovevo essere presentato pure a corte, ma purtroppo il signor ministro se ne andò dal gabinetto per certi affari dei suoi. Beh, e quei signori di Casa Reale non sono venuti alla stazione a salutarvi quando siete partiti? Ho vedete, Voi volete sfogliare? No, io dico serio. Va bene, diciamo così per quietudine. Ho vedete? Voi ridete, io lo so. Voi siete un mio avversario. Ma chi? Sì, voi. Pare a voi che io non saccio che vi siete messi a fare i gazzettiere e a scrivere lettere contro il comune e contro il governo. Ah, questo non lo dovete dire. Basta così! Soppressivo che non siete altro! Voi dovreste avere l'onore con le notte camerolese di fare i dovuti onori al ministro che viene un'altra volta qua nel suo paese a Natale! Ma non arriva stasera. Voi non arriva stasera. E voi dite a Natale. Vedete, voi fate finta di non capire. A Natale vuol dire del paese della sua natività. Uè, ma sto tu! Ma non mi tuio. Ma tu stai ancora spugliato? Ma come sto spogliato io? Guarda amici a questa. Stanno in mezza campagna. Stanno facendo una prova da marcia. Benissimo! Mamma mia, sa che stonamento già vi su stasera? Nessuno stonamento. Le vostre orecchie avranno l'onore di ascoltare una vera banda di... Giganti. Una vera banda di... Ladri. Una vera banda di banditi! Bro. Come non ce ne stanno a nessuno paese. Già, non ci perdiamo in chiacchiere. A proposito, Passatore, avete appicciato il manifesto proclamatorio per la leggitura della popolazione? Sì, signore, l'ho appicciato, signor Sindaco. E se vi togliete un occhio dalla fronte e guardate in questa direzione, vi accorgerete che tutto il popolare lo sta leggendo. Evviva Sindaco! Che bella cosa! Che bella soddisfazione! Signor Sindaco, è farina del vostro sacco? Sfrugliate voi, sfrugliate! Ma perché la mia signora che vi ha detto? Ma niente, a dir poco ha voluto dire che porta ancora lo sacco. No, lei vuole sapere se lo avete fatto voi. Ah, io si capisce. L'ho scritto a me. Ah, e come? Ecco, l'ho dettato. Non l'ho scritto profetamente con la penna. Si capisce che sto non sapeva manca firma sua. Allora, signor Sindaco, come posso dire? Ehi! Ha fermato Ciuccio! Ah, profetore! Sì, signore. La coppia è ordinata. Sto guidando su questa carrozza, il quale ci metterà il meglio bricco che tiene per portare sua eccellenza per tutto il paese. Benissimo, marcia! Signor Sindaco, Che c'è? da questa parte il Marchese Fiore. Onorevole! Come va? Siete sceso dai vostri castelli? Vi dirò, è stata la curiosità di venire a conoscere Sua Eccellenza il Ministro. Ma voi che dite? Ma possibile che pure gli aristocratici gli spiromani? Ma questo è un caso eccezionale. E perché? Non lo sapete che in politica si usa così? Quando più gli uomini politici stanno cane e gatte, tanto più si fanno le cerimonie e gli scialsetti. Ah, troppo giusto. Non ci avevo pensato. Ma intanto mi sapete dire perché quando gli onorevoli sono nella Camera si abbuffano sempre di male parole? Ma quella è politica! E se si menano le calamare in faccia? Sempre politica! E se si scompano sangue l'uno con l'altro? Politica, sempre politica! In camera si azzuffano, poi quando escono si prendono a braccetto e diventano i migliori amici di questo mondo! Con tutto che sanno scommettere sangue, Proprio! con tutto che si abbuffano male parole.
Proprio, politica, sempre politica. Beh, i preparativi per questo arrivo. Ah, i preparativi sono tutti preparati. Non ti resta che andare a ricevere il ministro alla stazione. Bene, verrò con voi. Allora, se permettete che vi vada a peste. Vestitevi pure, io vi aspetto dallo speziale. Oh, troppo onore, onorevole. Prego. Fermi! Signor Macchi, Cosa c'è? vi vorrei far sentire le iscrizioni che faccio scrivere in onore del ministro. Benissimo. Le follie! Ma vi ti voglio ridere. Le follie che il popolo di Rocca Carinola sente per l'illustre ospite Paolo Livelli sono giustificate dalle follie del nostro cuore. Noi Rocca Carinolesi ci spremeremo sempre più per soddisfare i nostri bisogni di gratitudine e ci sentiremo soddisfatti solamente quando diremo abbiamo fatto il nostro dovere di paesani. Benissimo. A te, amo. A esse! Ma che cos'è? Un re? A sua eccellenza! Ministro che lasciando immaturamente di amministrare il ministero, questi colli si sdegnava di notare con la sua lustra presenza i paesani di Rocca Carinola, piangendo per la sua dipartita illimitata, inviano l'estremo saluto. Bravissimo! È farina del vostro sacco! Che sto pulpito faccio lo sa? Non signore, il sacco non c'è. Sì, l'ho operata io. Opera, non operata. Va bene, opera, non dico la faccio dopo. Ma scusa, sua eccellenza arriva. Perché gli date l'estremo saluto? Oh, ma è giusto, non ci avevo pensato. E come mai? Non felice. Ecco qua. Il manifesto, come vedete, ha due facce. Questa faccia qua, quella delle follie, tanto per intenderci, io la farò appicciare dell'invetto alla stazione. Che il ministro la vede quando arriva alla stazione. Quest'altra parte, quella dei nostri bisogni, dalla parte dell'opposizione, che il ministro la vede quando partorirà. Ora lo faccio vedere praticamente. Dai, vieni qua. Araba e coci, e invece che faccio a me. Ecco qua. Questo è l'arco trionfale. Signor ministro, entra da qua. Adesso ho capito! Bravo, un'idea illuminante! Si capisce, io ci faccio mettere l'umananza da re. Ma più che illuminante, è splendente. Oh, vedi se non te lo una mazzata in faccia. Ya, te voglio. Ya, da fatto vedere questo. Allora voi attendete l'onorevole. Attento! E intanto mi faccio 4 risate! Io pure. Ah, ma è uno scandalo, non se ne può più. La colpa è tua. Se avessi avuto il coraggio di presentarti alle elezioni, a quest'ora il sindaco saresti tu. Lo so, ma io ho preferito fare il giornalista corrispondente. Bella corrispondente, ho scritto 3 cartoline in 5 anni di ingaggio. Sì, ma ora ci avvocavo fiero, ora ci metto a scrivere. E sai che E scrivere? mo vecchio. T'ho dico io, devi cominciare a mettere in evidenza tutte le benemerenze di questo famoso ed illustro sindaco. Giusto, lo voglio fare. Ma se il signor Marchese mi appoggia. Ah, no! Levatemi a me di mezzo! Io la politica spiccio, non la faccio! Hai capito? Chi la politica non la fa che spiccio. Fa quei miliardi lire. Ad esempio, io andrò lo stesso ad incontrare il signor ministro, con tutto che è del partito avversario al mio. Capirete? Sempre un ministro, Ma scusate, signor Marchese, ma io non vi capisco.
Ma come? Un signore come voi ha il coraggio di sentir gridare quella folla che sta ubriaca da stamattina? Ah, scusate poi, ma voi non vi visto a lamentare se la gente sta imbriaca stamattina? E perché? Perché se la gente non si imbriacasse, voi non potete per vendere tutte quelle misturelle che tenete stipati in vasiette vostre, che fanno sì pari a vino, ma che poi avvelenano tutto prossimo cristiano. Io avveleno prossimo cristiano? Voi, Ah, e avvelenate pure coscienza con quella malalenga che tenete, voi e la mogliera vostra. Ah, Don Gaetano! Ah, per favore! State mo, che se no fernisce male. Sì, fernisce malamente, fernisce. Lasciatemi, signor Marchese, lasciatemi. E quando può sapere? A comincia pure malamente. Ma guarda con me, ma guarda! Vi siete dimenticati che siete pure consiglieri comunali? Non sono io che comincio, signor Marchese, è lui che mi provoca. Io? Siete voi che vi impicciate nei fatti miei. E voi, perché parlate ad alta voce? Perché questa è la voce mia. Scusate. Scusate. No. E com'è possibile che uno non vede il signor Sì? Non vengono a pagare, signorina. Ah, bravo, voi l'avete visto. E certo, perché io lui ti tengo buoni, con tutto che non maneo medicine. A proposito, signori, guardate, affacciata alla finestra c'è la signora sindachessa, domandate a lei. Oh, buongiorno. 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 Signore, di mettere a conoscenza del signor sindaco, che il tempo stringe. Come? Stringe. Per favore, fatevi un poco più sotto. Il signor sindaco, mio consorzio, si sta infilando da persona. Adesso si piazza un momento sotto panza e poi subito di là. Ma ora se basta. Fatemi la gentilezza, signor. Vi tengo comunicazioni importanti da fare. Va bene, signor Peritini, me lo dica subito. Che contrattempo. Che contrattempo. Questo benedetto signor sindaco avrebbe dovuto pensare prima di infilarsi il brachettone. Don Peretini, il signor sindaco mio marittimo ha finito l'ammobiliamento. Si deve mettere soltanto i guardi miei. Senti, sì. Ma veramente rimane la preghiera di sormontare un momento per la rariata, dopo facciamo la scenditura insieme. Va bene. Con permesso. Buon raccomando, Marchesso Speredillo. Ma chi è? Niente meno che un funzionario governativo. E che diamine fa da tanti giorni qua? Niente, mangia e beve a spese del comune. Si può dire che noi paghiamo le tasse per mantenere questo mangiafranzi. Ah, beh, sì, è perché ste tasse voi ne pagate proprio assai. Sì, certamente cioè te, che tieni 4 mappine stracciate per tovaglie e 2 rasure arrozzenuti, come fossero E la scusa mia sono certamente meglio tutte quelle misturelle vostre che avete stipato là Don dentro. Gaetano, Don Gaetano. Incominciamo da capo. Perlomeno stasera, fate il possibile di stare in pace. Non sono io, signor Marchese, ve l'ho detto, è lui che mi provoca. Io? Siete veri? Voi che vi impicciate nei fatti miei. Voi parlate troppo ad alta voce, ve l'ho già detto. Ve lo ripeto, questa è la voce mia. Vabbè. Hai già capito, va? Voi bevovi da appiccicare e mo me ne pago io. Per favore, se scende il signor sindaco, dite che io sono andato in cerca di mio figlio e torno subito. Va bene, signor Marchese. Povera me! Povera lui! Signor sindaco, signora sindachessa! Scendete a basso! Cioè, perché siete così trappolati? Ma quale trappolato? Così negato sta! Sto che è successo? È successo, signor sindaco! Cagavo su questa carrozza, non ci può dare più la pariglia cavalle che ci aveva promesso! Come? Non dare giù la parecchia! Sì, la tenna la pariglia, ma uno cavallo! Ma non dite sciocchezze. Spiegate pure!
Tiene uno cavallo. Ma una pariglia. Un cavallo. Sì, un cavallo è uno. Ma sembra una pariglia, Ma cavallo è una pariglia sotto. E dire, signor sindaco, è un cavallo sparigliato, ma sembra una pariglia, Eppure stamattina io ho visto che i cavalli erano due. Stamattina i cavalli ci stevano. La disgrazia è capitata a mo'. Mentre io stavo tornando da casa, a dovere aiuto a mettere la bandatura musicale. Io stavo passando per innanzi a stalla su questa carrozza, quando mi sento chiamare. Ma tu! Ma oh, e chi era? Lo stallone! Stalliere! No, signore, è stato oggi. Stalliere! Fa gli stessi. Bravo, fa Andres. Allora, lo stalliere sta lui. Mi vede e mi dice tutto strapidato. Ma tu! Voi sapete la disgrazia che ci è capitata mezz'ora fa? Avendo guaglione, portava pariglia cavalli a bere mezzo puntanone una pezza grande. Quando sono arrivati, ma cuparella era da chiesa. Uno dei cavalli ha fatto una capriola e si è rotta la coscia. Io dicevo, chi le sono state lui? Bravo. E allora io sono corso subito su questa carrozza. E sapevo fatta era vero, era una bugia. E non ci ho trovato un tempo. Faceva una pena. Povera bestia. Ma io scassa carrozza. Ma no, cavallo che caduto. Ma voi vedete la combinazione? Giusto stasera! Zitto! 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 Hai ci trovato a bestia! Cesarria! O ciuccia non Andrea Cutecato! Tanto, chi le suo fratello pure non c'è E com'è possibile? Uno va a pigliare un ministro con un ciuccio sopra e non che c'è capo! In caso di rimedio si può dare fare una cosa. Lo mettiamo la lente nera, così non si vede. Vedi, lei non dice nessun Signor sindaco, a me è venuto pensiero un capo. Lo posso sgravare? Scravo! Questo ci lo fai pigliare a me! Qua, perché noi cerchiamo piacere un marchese Fiume e ci presta la carrozza sopra. Illo tiene due cavalli camminatori, belli, bravi, solo loro. Ma va là, va te! Io marchese del partito contrario del ministro. Prima fai sagli in coppa carrozza, dopo dalla sferzata i cavalli lo fai sotto in coppa e io passo nuovo! Sentite, invece di perderci in chiacchiere, pensiamo piuttosto a chi bestia potremmo attaccare sotto cavallo. Voi, signor Cavaliere! Voi, signor Cavaliere, ci dovete pensare! Sì, ma io non posso diventare bestia. Che è stato nei figli? Ho fatto la meglio del pensare. Sentiamo. Aspetta, assicuriamoci prima che lo speziale alla moglie non ci può sentire. Io sono capace di cambiare un coppo giornale. Ecco qua. La mia idea sarebbe che la riestazione con carrozza tu scassa carrozza con uno cavallo. A una pariglia. Non ti tolgo una pariglia di mondo. Appena arrivate su eccellenza e sagli sul veicolo, mentre la popolazione si mette a strillare per contentezza e per soddisfazione, mentre la banda da una marcia e campana si mette a suonare, noi a mezza folla facciamo uscire la voce che si sente e non si vede. Ma è chiaro, la voce si sente, mica si vede. E se non mi faccio fermare, a mezza folla facciamo uscire la voce che si sente e non si vede. Quello che dà voce Ah, ecco, e che dice questa voce? sta a capo! Stagnata la ramma! A questo momento 10-12 giovanotti che saranno di noi, ai quali saranno macuccetti, e parlando l'unico cavallo e non parlare da cito, a sotto la carrozza, si inviteranno spestando e porteranno sua eccellenza gloriosa e trionfante per tutto il paese. È una bella idea! Ma è quasi impossibile che non mi è venuto a me. Sì, questo progetto, non fa per dire, è abbastanza ben immaginato. Ma se voi non riusciste, Perché non avesse riuscito? prima di tutto perché ci manca il tempo per metterlo bene in attuazione. E poi chi ve li dà? 5, 6 uomini, forti,
robusto e di buona volontà. Oh, per questo me ne incarico io. E non dubitare. E pure io. Ci potremmo servire degli stessi operai che hanno lavorato questi giorni per il comune. Potevi stare sicuro che Sua Eccellenza sarà tirato meglio a noi. Se prima essere più bestie che gli scurtevoni di cavallo. E poi, in questo paese nostro, l'uomo ne forte e robusto e non c'è mai. Ce ne staranno una cinquantina che sono capaci di tramutare Rafaniello, Menechiello, Gerrettiello. Quarti cielo, Caponariella, nella neve. Figlia francese, Scadoppi, Ravesto. Cocca da piede, mocca questo bruno. Benissimo, benissimo. E chi sono questi illustri signori? Tutti i consiglieri municipali. Bene, allora siamo d'accordo. Mi va a cancellare la bottega e cominciare un altro pulito. L'idea è buona e ha già fatto il ministro che l'ha già avuta io. Mi sa che non mi frutti qualche cosa. Io vado a dare un'occhiatina preparativi. Tore, pensa alla grande responsabilità che ti spetta. Tu hai 3 qualità: direttore delle feste, inserviente comunale e capo banda. Non vi preoccupate, signor Sindaco, mi onorerò. Benissimo, onorati. Marcia! Vada aiuto l'onorevole. È chiuso un momento caffè. Vicca. Signor Sindaco, bisogna affrettarsi. Sì, giusto. Andiamo prima che esca fuori quell'antipatico dello speziale. Io sto qua. Dovete venire pure voi alla stazione. E a fare chi? A fare chi? Non sapete che arriva l'onorevole? E come ci andate alla stazione se non avete nemmeno il cavallo? E chi ve l'ha detto? L'avete vedete voi, un momento fa, qua fuori. E voi perché l'avete sentito? E sento. Don Felice, non vi preoccupate, c'è la mia carrozza. Schiatta! Guarda fuori. Giù a destra! Giù a sinistra! Ma voglio quella che si canzone! Attendo un calcio cavallo! A proposito, il giorno l'ha picciato! Sì, stanno in pappaseggio, ma mo è notte. E l'umagiano si appiccica in mattina. Ma si diritti, le sa! Se fossero lume che si appicciasse le mattine, fossero lume notte! Giusto. Bene che è? Sente, tieniti pronto per la visita grammatica! E di geografia? Vedi? Mi tempo un po' intrubiliato. T'avessi a cogliere uno sguazzarone. Tira! Porta l'ombrello, va. Dunque, miei cari signori, incamminiamoci. Manca appena mezz'ora all'arrivo del treno. No, mancano 20 minuti! Sicuro? Altro che, il mio orologio va con il siderale di Roma! Evviva Sindaco! Evviva Sindaco! Evviva Sindaco! Tutto a posto, signor Sindaco. A voi, piazzatevi pronti ad un mio comando. Non applaudite se non ve lo dico io. 1, 2 e 3. Evviva Sindaco! Evviva Sindaco! Basta! Bravi! Il vostro entusiasmo spontaneo è giubilato, è pieno di soddisfazione. E ricordatevi che stasera riceverete una gloria gloriosa in questo paese. Ed io sono sicuro che voi sapete applaudire con quella voglia, con quella calma, il quale vi vuole. Grazie! Io non merito questi applausi di suffragazione! Io in fondo non sono che un povero mortale! Ce ne siamo accorte! Un povero uomo che non desidera altro che di mettere a disposizione del paese quel poco di buona volontà di fare il quale... Evviva Sindaco! No, anzi, venite! Felice. Che sta? La verità ci ho voluto venire pure io. E poi ci siamo tutti quanti in da carrozza.
E babù, e quando tutto manca, noi a Matilda e tu a cavallo. Ma sei pazza? Dove sta la carrozza? Dietro alla parrocchia. Popolo! Io vado in carrozza io! Come conviene all'uomo come me, di grande rappresentazione! Io vado in carrozza io! Ma il mio cuore viene a piedi con voi! A gente do paese, ovvero perduta capa, se può dire mo è fatto io. Sono appena l'8 e già stanno tutti quanti, mezza piazza, all'aria aperta a vedere sua eccellenza. Povera gente, e quando ammolina, e qui vedi a chi? Al ministro. Nannina! Ma chi siete di voi? Dimmi un po', ma la signora e la signorina si sono alzate? Sicuro? Stanno su da stamattina alle 5. Che dici? E per forza, con tutti questi stripi che sta gente sta facendo. Immagino come saranno seccate ed essere venute. Altro che a ieri sera Sua Eccellenza dicette che era stanco e si spicciai subito. Ma intanto stamattina disse a signora andare a ricevere tutto il paese. E voi come avete fatta questa mattina? Sai che Nannina? Ma ieri sera presi un appuntamento con la signora e con la signorina. Che le avrei accompagnata a fare una passeggiatina nei dintorni. E allora vado a vedere se sono pronte. Prego. Sua Eccellenza, si alza! No, sta coccato. Sta coccato e come si fa? Sta coccato e come si fa? Cavaliere! Marchesino bello, vi riverisco! Bene, Anni, fa che vuoi fa? Veglia a Sua Eccellenza! Come? E se non vuole essere scetato? Obbedisci e non fa osservazioni! Vai subito ad annunziare! Tutte una maniera, sti camerieri! Non ci si può dare poche confidenza! Ma perché voi ce l'avete fatta? Ma che cosa? La confidenza! Ma no, è lei che se l'è presa! Veramente? E non ve la prendete anche voi, sapete? Cavaliere, Sua Eccellenza vi manda a dire che a dita camera sua potete trasere, isso si degna di ricevere. Ma fatta carità!
Permettete, signor Marchesissimo, capirete, oggi devo sbrigare faccende importanti. Prima che cominci le visite, oggi non fo per dire, ma qui ci sarà il finimondo. Sono pure arrivati parecchi corrispondenti di giornale. Come vi capisco? Voi mo, volarrisse va a sapere quello che va a dire a sua eccellenza. Ma io non posso parlare. Ma statevi zitto! E se capisce che mi sto zitto? A vari testate, te lo dicevo a te, dimmi la verità. E che vuoi sapere? Ah, mi pensavo. Ah, se ne chiudo. Lo tengo un coppo stomaco, antipatico e superbio. Non per sapere, chi io conosce questo signore? Marchesi, voi lo conoscete? No, non me l'hanno ancora presentato, ma Chillo non è un signore. So che lavora per il ministro. E a me mi pare un pezzente. Quasi quasi. O sta è più pezzente che signore. Voi? Signorina, Quale audacia? fedele all'appuntamento. Avete dormito? Non tanto. Per causa mia? No. No, a dirvi la verità, per causa del letto che non era buono. Grazie tanto, allora non mi avete proprio pensato. Ma sì che vi ho pensato. Se sono stata sveglia quasi tutta la notte, a cosa avrei dovuto pensare? Allora non avete dimenticato la promessa che faceste ai bagni di Teresa? No, ma credo che il nostro matrimonio sarà impossibile. E perché? Avete parlato con vostro padre? E voi avete parlato con lui? Io sì. E io pure. E papà vostro che vi ha risposto? Ma ditemi prima a che vi ha risposto papà vostro. No, dite prima voi. Ecco qua. Papà darebbe pure il consenso. Ma se mi potessi togliere questo pensiero dalla testa, sarebbe più contento. Ma voi che dite? Purtroppo la verità, Giulietta cara. Papà pare che non sia d'accordo che due famiglie contrarie in politica si possono alleare. Purtroppo è la stessa cosa che ha detto papà mio. Accidenti alla politica e chi l'ha inventata? Si sapesse che odio che ce tengo. Papà è diventato così collerico, così fastidioso. E mamma, poverella, ha pure tentato diverse volte di parlare del fatto nostro. Ma isso niente, non ne può sapere. Ma meno male che vostra madre è dalla nostra parte. Oh, se per questo lei sarebbe contenta di poter combinare questo matrimonio. E allora? Ma mamma poi che conta? Riguardo a papà poi, la paura più grande che lui tiene è che qualcuno possa dire che darebbe il consenso al solo scopo di fare un passo verso i suoi avversari. Questa è la paura che tiene pure papà mio. Oh, ma dico io, se tutti e due sono d'accordo ad avere paura, come va che non sono d'accordo a farci sposare? Già, questo pure è vero. Sentite Giulietta, politica o non politica, io a voi non ci rinunzio, anzi vi dirò che mo che scende mamma, glielo dico francamente, che deve assicurarci la riuscita dei nostri progetti. Sentite Ernè, io vi do un consiglio. Per essere più bene accetto a mia madre, secondatela in una sua debolezza. E qual è questa debolezza? Ecco qua. Da quando papà mio è diventato ministro, mamma ci tiene ad essere chiamata eccellenza. Anzi, proprio ieri sera mi faceva osservare che tanto voi che papà vostro, in tutto il tempo che ci trovammo insieme nella carrozza, pareva che foste d'accordo per non le dà mai sto titolo, ma chiamarla semplicemente signora. Ma perché mamma vostra non è una signora? No, è un'eccellenza. E va bene, la chiamo eccellenza, fino a che vuoi. Povera mamma, questa è una visima, bisogna combatirla. Malissimo. Dico a voi che ho passato una notte inqualificabile e non ho potuto chiudere occhio. Mi voltavo, mi giravo, come se fossi stata a dormire sulle pietre. Ad un certo momento ho voluto vedere perché erano così duri quei materassi. Li vado per tastare e che vedo? Quelli non erano materassi, ma erano i due sacchine patane. Non ce l'ho niente chiuso, niente i nostri romani. E io mangevo, sono abituata a dormire sulle piume. Mi dispiace signora eccellenza. E poi che ci ha azzeccato? Quello è il mio paese che è fatto così. Io non capisco che smania è venuto a mio marito di fare una visita in queste campagne. E non era meglio che ci facevano un viaggio in Africa? Signora,
Eccellenza, è stato l'affetto al proprio paese. Ma che affetto, io se fossi nata qua non ci sarei proprio venuta. Ma mamma, mi ha fatto proprio un'impressione così brutta. Bruttissima! E non vi dico poi la gente. E poi vi pare un'abitazione decente questa, da offrire alla famiglia di un ministro. E se mio marito fosse stato un semplice deputato, dove ci avrebbero ospitato? In mezza strada. Guardate, mi pare uno suppigno. Tra le altre cose, non saccio capire che cosa ha fatto tanti giorni qua quello scemo del cavaliere Spedetindo. Ma sapete che vi dico? Se per stasera il segretario non mi procura altri materassi, domani mattina col primo treno piglio e me ne torno alla capitale. Abbiate un poco di pazienza, eccellenza. E ricordatevi che voi dovete stare qua per dare un appoggio a Giulietta e a me. Sì, mamma, ricordatevi della promessa. Lo so che ho promesso, ma voi non vi dovete illudere. Sua eccellenza non può assolutamente sentire parlare di sto matrimonio. Ma chissà se trovando un momento più opportuno, specie dopo il ricevimento di ieri sera. A proposito, Marchesino, ma voi ieri sera perché non vi presentaste a Sua Eccellenza mio marito? Egli rimarcò la vostra assenza, sapete, e anche quella di papà vostro che sparì subito. Tanto più che a voi poi non vi conosce nemmeno di vista. Che è stata colpa mia, eccellenza, o colpa di papà? Che vi siete dimenticati che appena Sua Eccellenza ministro scese dal treno, fu afferrato in trionfo da tutti quei popolani. Come avrei potuto fare a stringergli la mano? Se stando in mezzo alla folla, mi ebbi perfino un pugno nello stomaco. E meno male che c'era la carrozza, se no avrebbero portato in trionfo pure a noi. Non sia mai. Anzi, vi ringrazio Marchesì che voi ci faceste salire a noi due sole per portarci in salvo. Donna Eccellenza, fuori ci sta un sindaco, Don Felice Ciasciamocca e Donna Menechella Mogliera Sola. E che voi? Hanno detto che quando fa riverenza a vostra eccellenza. Cominciamo con scucciatura. Di sicuri potevano venire addirittura all'alba. Un poco di pazienza, eccellenza. Si tratta di incerti ministeriali. Io adesso vado e tornerò più tardi per sapere la risposta di Sua Eccellenza un ministro. Speriamo bene. Speriamo bene. No, io non spero. Ne sono sicuro. Signore, Il signor Ciasciamocca e la sua signora. Signora minestressa mia, tenito veramente la faccia come vi serve per poter spandere l'uricrio in faccia alla faccia chi vi guarda. Come state? Avete venuto pure? Altro che. Io ne ero sicura. E dicete la verità, come amiche le due matarazzi. Una felicità. Io ne ero sicura. Chi le mannaggia mannate io proprio. E io vi ringrazio tanto. Già, che siano servizi che non lo facevo io e chi lo faceva? Qui tu stai qua e viene te e mi imbracciasti in braccia a me. Che bella figliola che te si fatta, benedita, sei diventata una purpacchiosa. Scusate tanto, signora minestressa. Quella la mia signora si vuole spandere con troppa sollecitazione. Fatela fare i comodi suoi. Già, il marittimo mio me l'ha detto, che voi altri, anche venendo dalla capitale, non siete per niente superbi, ma che anzi siete cristiani come noi. E poi questo che cos'è? Quando si ha a che fare con tanta gente, sa da essere così. E non per niente, noi siamo donne pubbliche. Ma come sarebbe a dire? Mia moglie non si saputo troppo spiegare, voleva dire donne pubblicate. Perché non voleva che si chiude la lingua? Ma non fa niente, fatela parlare come vuole lei. Voi che dice a minestrina, fate parlare. E che caspita, tra parente e parente, non ci stanno poche confidenze se Ma come mamma? Loro sono parenti nostri. Sicuro, Sua Eccellenza mio marito mi ha parlato di questa lontana parentela. lontana, voi che dicite? Mamma mia Zezella era figlia di un frate cugino di Cainate del padre. E
sangue. E porco. E così che decide sto paesello? Non è bello, non è ariuso, non è magnifico. Ah, e quando non c'è sta luna, teniamo due belle lampioni cassate. E chi lo campanale. E il più bello di tutta la provincia. E poi, se vede che le case dice, ma qua ci mettono pure trambuasse. E pure il funiculino. Capisco perché ci vivete bene tutto l'anno, con tutti questi vantaggi. E così è. E mo sono 25 anni che non mi sono mai abitata a casa. L'inverno trapassato, quando marittimo mio andiamo a Roma. Come? Voi siete stati pure a Roma? E come no? A Roma, nella città di Concese. E lo voleva portare pure a me. Ma io gli dicette no, caro Felice, mangi tu su, perché per me è una seccatura. E poi che la città salta assai signorini e signoresse. Capisco che come vogliere sindaco ci avrei avuto io, a fare visite minestresse, deputatesse e tutto il lato sindacale. Ma io non sono fatta questa cosa. E poi si va a Roma, a bottega a chi la sa. Ma ne giuro. Io sono tutta una maniata di figlie. E che cosa? I figli cane, eccellenza. E babù, o dicimmi cane, ma che la minestressa mi ha capito. Allora a chi la sa? Io 2 anni fa pigliano un paese di un contorno, ad una parente mia. Da manca 5 giorni, me ne hai in arancio e se fumietero 5 rotoli di salsiccia. 2 grossi caciocavalli e mezzo prigiocco. Eppure di questa vita a Roma di Don Felice non mi ricordo. Ma come? Ne parlarono pure i fogli. Voi pure a casa vostra. Sarà, ma sapete, viene tanta gente da noi. Aspetta, mamma. Il signor Felice era da noi la sera che ricevemmo il ministro del Raja di Malabar. Sì, proprio Malabarba. E io mi ricordo che con questo mezza barba ci parlai più di mezz'ora. Issa lenga soia, io lenga lì. Ci capite perfettamente. Oh, ecco papà. Buongiorno. Oh, caro Don Felice, e come andiamo? E voi, donnamene che? Morto benissimo. E che mi si può fare? Per voi due gli anni non passano mai. Non passano? Sì, passano. Io vi dico di no. Oh, per meglio dico, passano solamente per me. E si capisce, tu sei ministro. Che c'è? Tu comandi, sei un'eccellenza. Ma che eccellenza dei G? Vedi, io vi sto parlando in dialetto, come parlate voi. Perché non mi sono scordato del passato. Gli onori non mi hanno cambiato e desidero conservarmi sempre l'amico di una volta. E del resto sarebbe una cosa ridicola se mi scordassero il passato solo perché sono diventato ministro. Il passato non si scorda, no? Mi ricordo le parole vostre quando partiste per Napoli, mi diceste per me che... State zitta che mangia pure il pisato discorso che mangia un pane da me. Mo non mi ricordo. Signor Ministro! È un grande onore quello che lei, che voi, che tu! Ma prima di parlarti di me, permettimi di ringraziarti a nome di tutta la popolazione Rocca Carinolana, i quali Rocca Carinolani mi hanno affidato, signor Ministro! È un grande onore quello che lei, che voi, che tu ci fai a chiamarci amici tuoi. Ma prima di parlarti di me, permettimi di ringraziarti a nome di tutta la popolazione Rocca Carinolana, i quali mi hanno affidato, ma che mi hanno affidato? Di interpretare i loro sentimenti sentimentali e ringraziarti dell'onore il quale, signor Ministro, avviva l'Italia! Tu volessi fare un discorso, dimmi la verità. Ma perché io fino a boccaggio fa? Bravo, bravissimo, ma voi vieni qua, abbracciamo e lasciamo stai cerimonie perché io non ne posso soffrire. E
Eccellenza, cioè Paolo, mi permette che mi imbricini pure io un po' d'alcol? Che bella cosa! Di come sei rimasto democratico! Ah sì, questo posso dire. Io sono sempre Achille tanti anni fa e non può per dire, io non ho mai cambiato bandiera. Io sì, invece, l'ho giocagnata la settimana passata, perché la gatta, capisci, l'aveva sporcata giù, giusto dopo lo stemma grande. Ma no, che hai capito? Io voglio dire che non ho mai cambiato opinione, perché l'uomo politico che cambia opinione vuol dire che non sa conservare una sua addirittura morale. Che te, lo discorso mo lo fai tu. Hai ragione Felice, quella è l'abitudine. Dunque, se permettete, ora devo spicciare certi affari d'urgenza, tengo un segretario qua che mi sta aspettando. Però spero che voi stamattina rimarrete a digiunare con noi. Ma che adesso digiunare? Io che ne so? Sarà che signora che si aspetta che si chiama digiunare. Intanto bene che, perché non invitiamo il signore a fare una passeggiata con il mio paese? E dicelo tu sai che sono scurnacchiata. Scusa eccellenza, prima che me ne visto che hai detto tu, decionè. La sciolvere. Oh, La sciolvere. hai capito? La sciolvere. Eccellenza, Che ce n'è Felice? non ti spaventare, che cose niente. Che cosa? A sciogliere. Ma la sciolvere vuol dire l'ora della colazione. Hai capito? A sciogliere vuol dire uno la colazione. E già il decionetto. Ma lui era rimasta di uno. Dovete mangiare. Ah, decionè vuol dire che uno vuole mangiare. Già. Scusami, lo siciliano casciasse, chi aveva mai inteso questa preposizione? Se capisce che voi senti tu, io Paoluccio parla la lingua romana. Allora Paolo, tu volessi cercare un piacere, volessi portare la minestressa alla ministrina. Ma per me andate pure. No, io non mi muovo. Sta già parlando una cosa importante. Vabbè. Allora ci portassimo la minestrina. Sì, vado a mettermi il cappello e torno subito. Paolo. Venite una bardascello veramente a Congiurella l'ufficio. State pensando da far maritare? C'è sta tempo, c'è sta. È giusto, e poi chissà pretensione che tenete. La figlia vostra, credi io, che ci vuole almeno un principe, un'eminenza, un suonatore. Ma vuoi dire un senatore forse? Ma i senatori sono troppo vecchi, non vanno per figli. Non sindaco, che non sappiamo. Qua se parli persone imponenti, te ne vieni tu così. Ma no, tuo marito sa da scegliere. Per me basta che è un buon uomo, capo bene, tutto a posto. Io sono pronta, ma il mojito? Eccellenzotta mia, veda lì che scontraffuga che ci avranno per tutto il paese, tanta tendenza. Vieni, ti porta a vedere i giardini miei e a Massarina. Ma tu tengono porca e una porca che su giù Finalmente se ne sono chiuse. A voi, venite a casa. Chi va detto e va dai due matarazze polietto nostro dall'illustrissimo signor sindaco? Ma perché? Non lo so. C'è Stevene Patane, dico. Questa è bella! Si ride tu e si capisce. A te non ti importa niente che io non abbia dormito, basta che hai dormito tu. Io dormi. Ma si sono stato tutta la notte con una cosa tosta, dire che non sapevo che era. A un certo momento ha già appicciato un muzzone dei canneti e mi sono accorto che pure i materassi miei erano imbottiti. Materasso di là.
Ma qualane, chi l'era chi ne prende e sciuscella? Eccellenza, sono veramente spiacentissimo. Che c'entrate voi? Si sa il paese che è disagevole. Non signore, il signor da Spiritillo è lui il responsabile sia delle patate mie che delle tue ciuscelle. Eccellenza, non mi mortifichi. La prego, non mi mortifichi. Perché sono un uomo molto sensibile. Io sono capace di mettere pure a piangere, che credete? No, segretario, chi può fa? Oh, vedete, già mi stanno sfondendo le lacrime. E ascoltate a me, per favore Dio. Sì, lacrime coccodrillo. No, lacrime. Il signor Carlino Spiritillo, il quale, se ha un merito, è quello di essere veramente attaccato al signor Ministro e alla sua famiglia. Sì, ci credo proprio. Voi siete attaccati a una cosa sola, a mesata che aveva pigliato il ministero. E insomma, basta. Ma se io mi piglio la mesata è perché fatico. No, se a Roma vi danno la mesata è perché non facete niente. Ah, questo è troppo. Eccellenza, se permettete vorrei ritirare. Perché se non tanto le lacrime mi faccio la gran casa. Va bene, ritiratevi, ci vediamo dopo. Tu questo povero Dio tratti veramente come uno servitù. Ma perché tu non lo pavi perché? Io non lo pavo, io pavo governo. E tu non sei un governo. Io. Si capisce. E io che te sono mogliera e sono la tua metà, sono capitato governo. Non dici le ciucciarie. Andiamo, dimmi che mi devi dire. T'ha già parlato fatti Giulietta. Oh, nata voto fatte Giulietta, po. Nata voto fatte Giulietta. T'ha giudito tanta volte che non voglio sentire né Giulietta né del Marchesino più. Ma che la vo bene? E io no. Ma che te l'hai sposato tu? E se capisci? Cioè no. Ma insomma, ma da piacere sì o no? Ma vedete no poco, se io posso acconsentire a un matrimonio sì. Uno giovane che tiene un padre, tra l'altro così super più. E poi, quello che tutto che è nobile, a stiento sa fare firma su. Ma dove la boia tanta scemamputi qui? E poi Carmelo, non hai visto ieri sera? Venette a stazione per farmi una smargiassata, per offrirmi un posto nella carrozza sua e poi non si facette vedere più. E come si poteva far vedere? Fin da quella mulino non te vedete più manco nulla. Ti sei scordato quando ti pigliai in braccia quelli 4 cafuti? Ma non mi ricordo. A un certo momento uno e loro si sentette male e me lasciai. E ti dico che se non stivo peso andavo a finire addirittura a terra. Voi vedete, un ministro a mettersi in queste circostanze. E che colpa fu la mia? Chi la m'afferrai in attra di me? E ti dirò, Carmelo, che se non ero certo che questo era un paese mio e che mi hanno pigliato, che mi festeggiato, io avrei creduto che mi hanno venuto a pigliare per me battere. A proposito, e siente, io è come strillano belle, che possono essere accise. Ah, se fosse un ministro per una mezz'ora e volevo da io una dimostrazione. Eccellenza, è scoppiata la rivoluzione. Come? Ci stanno più 1000 persone in mezza piazza. E che buono da me sta persona? Ogni vedrà voi. Ma perché mi vogliono vedere? Per acclamarmi. Ah, per acclamarmi. Io lo dicevo io. Benedillo, Eccellenza. avete pensato al latte d'asina per la mia canella? Ma te pare che in sto momento pensa un latte d'acina a paganella? Ma perché tu metterà sta gente vicino a quella gioia bestiella? Eccellenza, cercherò di trovare il latte. Ma ora vi pregherei di affacciarvi. Prego, venite senza paura. Ma paura e chi ne? Madonna, con cosa faccio? Ma sicuro la menano. Non penso che arrivi all'altezza del secondo piano. Ma che dici? E a meno che non me ne lo prete. Eccellenza, venite pure. Piate venne, manco per sua. Mamma mia, quanta gente. Eccellenza, gruppi di cittadini stanno venendo da questa parte, vogliono trasferendo palazzo. Bisogna impedirlo a tutti i costi. Ah, e come si fa? Ma chiamate i guardie e fate caricare la folla. Guardi, sono state chiamate. Sicuro, eccellenza. Già,
io non mi ero scordato che in questo paese ci stanno solo due guardie. Ma che guardia e guardia, rapite e porte e facite trasa a tutti chi le vogliono trasa. Eccellenza, che la dimostrazione sta salendo per tutta gradiata, come si fa? Ah, giù capito, va, mo scendo io, va. Ma che brava gente, che brava gente. Sì, falla trasi tutta quanta in da casa, anzi invitala pure a pranzo. Non lo dici un'altra volta che lo faccio veramente, sa? Ma tu sei pazzo. Ma state zitta. Ma non ne capisci che non sono stato mai così buono come a mo' mezzi paesani via. Hobby. Io respiro. Oh, veramente a casa respiro. Fate che tinta a quelli palazzi romani che piacciono tanto a te, va. Andiamo. È quello che sto ci vuole a via, che t'arrestassero. Ma perniscela che non ha mai capito niente. Eccellenza, io sto qua. Aspettate. Ho approfittato della confusione per ritornare e domandarvi se avete parlato con vostro figlio. Aspettate un momento. A cena kiss. Ma voi che volete? Caiate. Aspettate. Ha detto che avevo invitato pure a pranzo. Che vergogna. Che orrore. Vada, non tenere nel Niente, Marchesino, non se ne combina niente. Ha già capito, ora ci parlo io. Ma Chillo non vi riceve. Io le faccio dicere che c'è sta uno che l'aspetta. Senza le fa sospettare su un chi. No, Chillo vedendosi ingannato faceva via peggio. Mo anch'io ci dico che vi siete venuti per parlare. Eccellenza, Che a dove va? Sua Eccellenza vi prega di venire un momento giù nel cortile. Perché è arrivata una commissione di lavandai che vi vuole offrire un bouquet e un indirizzo. Mamma mia, pure il lavannare, mo! Gli andati, sembra una dimostrazione di stile. Va bene, dicite che le femmine che amo vengo. Voi allora, Marchesi, aspettate carta, vi mando subito a Sua Eccellenza. Grazie tanto, Eccellenza. Un abbono. Trasite. Grazie Nanni, grazie. E se mi riesce sta cosa, vai buona pure tu. E io vi ringrazio, voi lo sapete che sono persona vostra. E chi lo chiede? Ah, è Marchesino Fiore. E vattene, va, non ti preoccupare. Caro Marchesino. Eccellenza. Ma tu qua Eccellenza, son chi? Caro Speziale. E voi che facete? Zitto. Sono in incognito per una cosa della massima importanza. Una cosa che riguarda il nostro partito. Ovvero? Proprio. E di che si tratta? Senti che dice sto telegramma. Ignazio Torriaca, Rocca Carinola, urgente, affidandoci vostra persona influente paese, preghiamovi penetrare presso ministro Rivelli, intervistarlo circa sue idee particolari, nuova politica governativa, et riferire. Stop. Firmato. Caspita! E con questo? Con questo? Con questo io, nella mia qualità di giornalista, approfittando di questa dimostrazione che mi ha fatto trovare porte aperte e senza passare per il canale del sindaco, aspetto qua Sua Eccellenza e lo abbordo. Già, sta tutto bene, Speziale caro. Mi hai fatto male con te due. E perché? Perché l'ha già pur da primmi. No! Tu mi farà piacere cedermi a piazza, se no non faccio a tempo a spedire telegramma e risposta. Non può essere. Quella è una cosa in 10 minuti. Beh, ho fatto che ti spicci subito. 10 minuti e non più. Va bene. Speziale. Igna. Ma tu che fai qua? Che faccio qua? Mezza chiazza è giù scontrato il barbiere. Sta ancora arrabbiato per la piccia che poco fa.
mi ha mostrato Rasulo. State attenti a quello che fai, per amor di cielo. Chi le omme te fa pile e contropile. Ma che? Sì, sto tengo Rasulo, io tengo questa e tanto basta. Ma io tengo paura per Tico. Ma qua paura, io saccio quello che faccio. Piuttosto vattene a caga, mo ci incontriamo ministra e tu non puoi stacca. Igna, io tengo un pensiero. Ma vieni a casa, zuccariello mio. E vedi sto pensiero, raga. Mo va a bottega, che poi ti conto tutte cose, va. Uffa, se ne è giuta finalmente. Se ne viene ora su. Ma tu vedi ste femmine come sono impressionabili. Piuttosto, eccomi finalmente diventato un uomo di Stato. Sa da perdere il nome di Ignazio Torriaca, speziale giornalista. Se a sto signor ministro dei miei stivali non lo faccio dare dimissioni. Evviva ministro! Evviva! Grazie, ritiratevi, grazie! Oh, ecco qua un marchesino. Eccellenza, vi presento da me. Io sono... La conosco perfettamente, già mi è stata annunziata la sua presenza. Avranno telegrafato pure a esso. Allora, non credo di averle bisogno di spiegarle il motivo. Il mio nome e la mia qualità è tutto un programma, come si direbbe. Ma che prosopopea, tutto suo padre. Sì, però la pregherei di fare presto, di essere sbrigativo. Sarò breve, anzi, se Sua Eccellenza permette, le rivolgo subito una domanda. Prego, si accomodi, prego. Grazie. Si potrebbe sapere cosa ne pensa Sua Eccellenza di questa nuova alleanza che si profila in paese? La piglia allarga, mi fa un diplomatico, lo fa. Ecco, le dirò, non capisco né la convenienza né la necessità di questa alleanza. Ma non le pare che quando questi due partiti, che poi come si direbbe, sono due persone, si unissero, il paese ne riceverebbe un grande vantaggio? Io non capisco che cosa c'entra qui il paese. Io per me non trovo né la convenienza né la necessità. Sta bene, questo modo le capo subito a Roma. Del resto sarebbe una pastetta, difficile da farsi. E se questa pastetta, come dice lei, avvenisse senza il consenso di Sua Eccellenza? Come? Contro la mia volontà? Amico, moderi i termini. Si vede che lei non conosce bene il mio carattere. Ma si persuada, noi siamo potenti. Faccia da parte sua qualche concessione e noi ne faremo da parte nostra. La ringrazio per la carità che vuol fare, ma per sua norma e regola, se i privilegi feudali sono basati sulla camorra locale, ebbene, egregio signore, sappia che io con i primi principi non transigo. Ho detto no e no sarà. Ma a Roma potrebbero volere quest'unione. E poi io non capisco la parola camorra. Comprendo soltanto che lei non ha valutato tutta l'importanza, soprattutto politica, dell'alleanza che le propongo, la quale si farà con o senza la sua volontà. Oh, basta voi mi sono scusciato e mi sentite. La prego di uscire, e subito. Le ripeto, a Roma potrebbero volere questa unione. A Roma? Che c'entra Roma? Che c'entra Roma nei fatti miei? Io, riguardo a certe cose, faccio quello che voglio e non subisco pressione da nessuno. Ha capito? Benissimo. E lei in libertà? Me ne vado, Sua Eccellenza. E non può capire quanto sono contento di quello che mi ha detto. Quasi come se avessi preso un terno all'otto. Eccellenza... Poco che si passa, chi lo se ne viene con Roma e non Roma, e stata a vedere che si voglio fare scusa a figli, ma già fanno esposto al Consiglio dei Ministri. Queste sono cose pazze. E che è? Già se n'è giù. E si capisce, non aiuta che c'ha. Addirittura. Addirittura, perché il tuo caro Marchesino è un tipo superbioso e prepotente. Oh Marchesino, ma tu non sai quello che dici. Ma come? Superbioso e maleducato Marchesino? Ma se chi è così buono, è così timido come una signorina. Allarma da signorina!
Chi è un prepotente di prima specie? Ma che t'ha detto? Che m'ha detto? Ma ha minacciato, capisci? Ma ha minacciato! Ma ha detto che se non ci rompo consenta si fa sposare Giulietta. E so piglia e sa puglia. Hai capito? Ah, addirittura sì. Perché? Non dice chi le ci mette assai a dare ordine ai suoi bravi. Ma tu esageri. Ah, esagero sì, ma con me ha sbagliato palazzo però. Noi siamo qua. Ah, benissimo, benissimo. Senti Giulietta, sentimi bene. Tu mi devi promettere che da oggi in poi per te il Marchesino Fiore non deve esistere più. E perché? È perché così voglio. Ma che se non è una ragione? È una ragione e mezza, state zitta e non mi Ma rispondi. io voglio sapere. Non ne sapere niente. Papà! Basta. Ma che faccio fatto? Che faccio fatto che mi trattate così? Niente mi fatto, ma voglio che mi obbedisci. No! Come no? E basta, dopo mi vedi una cosa. Che succede? Dimmelo a me! No, no, mo vi prego di lasciarmi in pace perché tengo a di cose pagate. E quale sono queste cose? E te l'ha già dice a te? No! Ah, ne credevo. Dire all'amico, al parente! A nessuno! Giulietta! Mamma mia, come mi sento male! Vediamo, e che ne sento? Una languidezza e stomaco! E che le famma! Eccellenza, ci sta fuori il signor Marchesino Fiore che desidera parlarci. Nata volta a casa, Fallo passare! non lo fa passare. Fallo passare, lo dicevo io! Si viene qua, vuoi entrare con papà finestra poi? Via, un Gesù a te l'amore, Giulietta! Datemi da mangiare! O Marchesino se ne andà io, se lo vedi a casa ci rimane a poi! Sì, a te, e a te, andiamo, esce fuori! E va bene, me ne vago. Io poi non sapevo che pure i ministri sanno dice male parole. Vedi, perché non sta pigliando un po' che tu, un po' che accidia? Ma io non conosco la tipografia della casa! Eccellenza, la popolazione mi vuol vedere un'altra volta. Nata Vodamo! Ma quando è manna a far squartarsi, guarda! Ah, Felipe, ora ci ha chiamato Zampitta disgraziata. Ma voi, la signorina Giulietta sta male. Allora bisogna abbandonarla, la prego, lo faccio io. Chiedi piuttosto una parte qualunque, calmante, qualcosa abbandonare. Non vi dite che chi si tu stanno là come a due spade sale. Bene che è un genio! Attoiate, non mi muovite, aiutatemi a fare qualche cosa. Io pure, ma avesse affacciato. Si capisce? Come si capisce? Ma come? La figlia sta morendo e io si va a pigliare la brava. Che morendo, non vedi che sta meglio me di te. Io direi purgato! O sale inglese e zieta. Sta malato, prima ministro, non ci spiegano la biasità. O farmacista, ha detto che è partito contrario a sua eccellenza. O siete perché non ci volevo venire in questo paese. Hanno murisculate tutte quante. Le case se ne hanno cadute a una. Ragazze Cafuni, sa da distruggere. Ah, no, non basta, non ne passi giù. Mia signora! Che volevo dire, le vostre parole mozzecute. A Gesù dire che faccio di schifo. Alla moglie di un ministro! E per sapere, ma tu chi te crede adesso? Guardate là, signore, guardi qua. Guarda a me! Guarda a me! Ma che m'ha già calmato?
schiaffo sopra. Guardate là, la signora, che dite, si è scordata che si incoprono con natura, a fare... Io facevo giacche e giacche e Quanta spingola dai per l'Elisa, quanta spingola dai per Che facevate? Che bello mestiere, il pomerino. Ma mi pare vita, caro spiritino. Eccellenza, ma voi che dite? Ma sì, caro spiritino. Sempre in mezzo va. Non ti può muovere, che tutto quanto ti guardano. Proprio così, eccellenza. E se diventate del partito avversario, quello che prima del vostro partito diventa avversario lo stesso. E non vi dico in casa, ho perduto la pace domestica. E dire che è stato proprio mio brutto a volermi far accettare questo incarico ministeriale. Io a dire non lo voglio sto incarico governativo. E lei, niente, te lo devi prendere. E si vede che la signora eccellenza pensava che lei, eccellenza, avesse bisogno di denaro. Denaro? Ma qua denaro? Io ci rifondo i denari con sto benedetto incarico. Suppliche, raccomandazioni, preghiere, c'anda che va, c'anda che bene. Come se fosse che un ministro poi fosse la Banca d'Italia. E intanto, caro spiritino, a chi io gli ho raccontato? Era meglio che fosse rimasto professore. Mi pigliava la mesata, ma almeno stavo un grazie a Dio. Ah, è il Presidente del Consiglio. Leggete voi. Si fa presente all'eccellenza vostra. No, arrivate all'assorbente. Si fa presente che è opportuno caldeggiare l'alleanza della destra con la sinistra. Il trasformismo, eccellenza, per poter assicurare la vita del ministero. Chissà a poco mi trasformano a me. Voi sapete che io non approvo questo condono. Ma intanto come si fa? La politica è politica. Il vonne che io mi barcameno fino all'epoca delle elezioni. Come se fosse che poi le elezioni li facessero gli elettori. Maiatevi, ma facetemi piacere, ma state zitta. Chi sta parlando? Eccellenza, fuori c'è sta Marchese Fioro, diputato. A proposito della destra, eccellenza. Ah, sì, mi fa piacere che è venuto un padre il mio signore. Mi voglio scundare questo, quello che mi dice tuo figlio. Speretillo, vi prego, lasciate. Io lascio? Ma io non vi lascio mai, né nelle buone, né nella persona. Sì, ma come la dai però? E ridi tu, ma non te ne carica! Introducete. Come? Atrasio Marchese. Onorevole, Eccellenza, che debbo l'onore di questa sua visita. ecco, sono venuto a giustificarmi di non essere intervenuto al pranzo che ieri fu dato per festeggiare. Oh, ma lei non ha bisogno di giustificazioni. Prego, si accomodi, prego.
Signor Ministro, non sono qui alla sua presenza in veste di uomo politico di parte avversaria, ma sono in veste innanzitutto di padre e poi di marchese. Non è facile, creda, potermi esprimere. Oh, scusi, ma lei è venuto a fare un discorso? No, no, me ne guarderei bene. E allora la prego di essere più sbrigativo. Adesso le dico io il motivo per cui è venuto qua. È il vostro figlio, non è vero? Per l'appunto, mio figlio Ernesto, come lei ben sa, ebbe l'avventura quest'estate di incontrarsi ai bagni di Velese con sua figlia Giulietta. E da quell'incontro... lo so, capricci di gioventù. Ah no, signor Ministro, posso assicurarla che perlomeno da parte di mio figlio non fu e soprattutto non è un capriccio. Va bene, ma con questo mi lasci dire, mi consenta di farle osservare che io, il Marchese Fiore, qui alla presenza di Vostra Eccellenza, sono costretto a prendere le mie idee e a metterle da parte. Questo per me è un enorme sacrificio. Scusate, ma chi vi prega di farlo? L'amore di mio figlio. Io vi chiedo la mano di vostra figlia Giulietta per mio figlio Ernesto. Se voi me la consentirete, non fa niente che siamo avversari, diventeremo parenti. Ma fatta carità, ma fatta. Che ne dite? E che devo dire, egregio marchese? Mi fa meraviglia che voi che siete no, che tenete il sangue blu, vi degnate di apparentarvi con un professore, il quale tra l'altro è orgogliosissimo di venire da voi. Sì, al punto tale che sono io a non voler dare il consenso per non apparentarmi con voi. Ma scusate, in fondo, che c'entriamo noi con i nostri figli? Sono loro che si debbono sposare. E questo pure era. Oh, ma scusate, come posso dare il consenso se proprio vostro figlio si è presentato ieri al mio cospetto e secondo lui mi ha fatto un'imbarata di crianza? Ma lei che dice? Mio figlio è venuto da lei? Impossibile! Ernesto mi ha detto che ieri tentò di parlare con lei, ma che non fu ricevuto. Ma quando? La seconda volta? No, la prima. Io le dico la seconda. Non voglio contraddirla. C'è da stare qui. Permesso? È permesso, è già trasuto. Che c'è? È arrivato questo telegramma, io l'ho aperto per vedere che cosa diceva, ma non ci ho capito niente. E se capisci, chi l'ha cifrato? Però tu non ti dovevi permettere di aprirlo. Quante volte ti ho detto che i telegrammi la già leggere solo io? Ma chi l'ha letto? Tu! E va bene, calma. Se la signora non ha capito. Ma non ha capito, però ha letto. Va bene, ha letto, va bene. Ministro. Onorevole. Signora. Oh, ma insomma, tu mi hai fatto attaccare proprio i compiti della rete, di la verità. Non ti è bastato che i giornali hanno scritto caduca, io. E tu che cosa? Basta signora, mi capisco da me. Io se già fai un ministro, non posso fare figura roba vostra. Ma è possibile che tu non capisci che fare una cosa del genere, come leggere un telegramma, mi pregiudica? E poi, davanti a chi? A un mio avversario politico. Ma il signor Marchese non è venuto qua in veste di avversario. Che lo dici tu? Come sei ingenua? Io sono bella cucchiata, il suo figlio contro di me. Ma come non ce la spuntano, sa? Loro è la destra, loro è l'alleanza dei partiti. Io sto a sinistra e a sinistra voglio stare. Anzi, da oggi in poi divento pure magia. Tenete, datelo a spiritirlo e ditelo di cifrarlo. Come? Di cifrarlo, di leggerlo. Ma perché eccellenza? Voi non sapete manco leggere. Riesce fuori, ma te mamma nella ride tu. E se capisce carino, e se ti guardasse dinanzi allo specchio, ridarisse pure tu. Eccellenza, nuoio! Che sta? Avete decifrato il telegramma? L'ho cifrato, l'ho decifrato. E che dice? Nuoio, eccellenza, nuoio! Che guaio, chi l'ha fatto? Voi, eccellenza, voi! Ma che cosa? Guaio! Ma che guaio è guaio? Lo telegramma, chi l'ha fatto? Ah, chi l'ha fatto?
niente meno che il Presidente del Consiglio dei Ministri. Beh, leggete. Corrispondente Fanfulla da Rocca Carino. Annunziami sua intervista con lei circa conciliazione destra e sinistra locale. E suo deciso rifiuto con parole offensive, governo stop. E chi sto che broglio è? Ma tu ci hai parlato con suo corrispondente? Ma chi lo sa? Ricordate pure. Come non mi ricordo, a meno che non ci hagi parlato stanotte, rumene. Per prima cosa, tanta fa smentita. Te le gravate subito? Sì, signore. Aspetta, e che te la gravate? Me ne vado. E che bella qualità il ministro. Cose nuove. Ma come si può fare? Un giornalista che si inventa una cosa di sana pianta, ma non poteva. È permesso? Eccellenza, fuori c'è stato il Rocco, ma ste scuole con tutte guagliune. Che buoni guagliuna, vedi? E io non lo so, eccellenza. Dice D'Angela che non c'è sto. Ma chi lo sa che voi ci state? E allora dice D'Angela, Don Rocco con tutti i guagliuni che si fa squarta pulizia. Ci paga a dicere? Aspetta. Il breve, devo far piccicare pure un Vaticano. E chi è il Vaticano? L'armata mamma. No! Non sapevo che pure i ministri sanno dicere male parole. Don Rocco Stoppino con tutta scuola. L'onore di trovarmi alla vostra presenza, eccellenza. Orsù, bambini, salutate il signor ministro. Buongiorno, signor ministro. Buongiorno. Poi, ma è te una maestrata però. Ora, eccellenza, permettete che vi dica due parole. Sono ormai 40 anni che dedico la mia vita alla sacra missione di educare i figli di questo nostro paese, che biancheggia tra le valli verdeggianti sotto il sole di un'eterna primavera. Eccellenza. Una toaglia, po'? No, sempre il guai di poco fa, ma io l'ho apparato. Voglio farle vedere se il telegramma a Roma sta bene. Reverendo, scusate un attimo. Va bene. Aggiungete che andrò di persona per la smentita. Dunque, reverendo, dove eravamo arrivati? Sono ormai 40 anni alla sacra missione di educare i figli di questo nostro paese, che biancheggia tra le valli verdeggianti sotto il sole di un'eterna primavera. Permesso! Poi, ferito, grazie. Scusate un attimo, Che è stato? Quindi mi devi dire qualche cosa? Che è stato? La cosa è niente, un'infamia! Un'indegnità! Statevi zitti voi, e fate parlare me che sono il sindaco! Auru, lei! Ah, ma è veramente un'infamia questa! Una mostruosità! Un'indegnità! Io l'ho pregato, statevi zitti! Ma tu, veramente si pretende che io abbia ricevuto questo giornalista? Ci abbia parlato e che niente meno abbia parlato cose contro il governo? Ah, ma è un'infamia! Una mostruosità! Un'indegnità! Muove caccia, buonanotte! Ma con chi ho parlato io? Io che ne so? Senti, caro Paolo, io non volevo assolutamente accedere alla tua presidenza dopo il fatto incredibile delle nostre due signore di ieri. Ma poi, leggendo il giornale così sfamato, ho detto, se una notizia cattiva l'amico, non ce la porta l'amico, chi ce la deve portare? È così, io che sono amico del tuo te l'ho portato. E io ti ringrazio tanto, ti ringrazio. Ma perché non ho fatto bene? Come no? Figurati che quando ho letto il giornale così sfamato, mi sono pigliato tanta colla, ma tanta colla che mi sono venuti i dolori in cuore. Se non sfugavo mi veniva una colla. Ma io però ci sfugavo. Io pure. Ma
via, vedete a me con il giornale in mano per tutto il paese. Gente, avete letto la notizia? La folla. Qua notizia, che è stato? Che è successo? Come che è successo a giudizio? E Candingo Tentuno, tutti quanti che l'avevano fatta che la superficie ne vuol dire come bene metti i manifesti però, perché? Io ho suscitato l'indignazione generale. E pure io. Voi no, voi dicevamo gente che questo ce l'altro. Ma che sti chi? Chi che stavano a sentire il discorso mio, i miei avversari. Ah, ma tu hai parlato pure con quelle dell'altro partito? E si capisce. E allora hai fatto leggere pure fatto lo giornale? Precisamente. E loro che facevano? Prima si sono messi a applaudire quando hanno indiso che l'improperi che il variato giornalista ha scritto contro di te. E poi si hanno messi a fare i fischi quando io ho detto evviva il ministro! No, ma io me ne già partire subito! Eccellenza. E chi ci pensava più a chi sto? Dite, reverendo. Ci sono ormai 40 anni. Scusate, ma voi cominciate sempre da capo. Devi prendere il filo del discorso. Sono ormai 40 anni che dedico la mia vita. Hai letto i giornali? Gli altri? No, non mi fa venire. Ma perché ci sono buonissimi articoli entusiasti. Ma sì, si parla dell'accoglienza, della festa. Te, Feli, leggi? Ma... Io sì, andiamo avanti. Ecco, sapete cos'è? Sono un po' emozionato. Io pure non mi sento bene. Ah no, a me non mi guardate proprio, io non ci vedo bene. Ho capito. La popolazione, impazzita d'entusiasmo, portò il ministro in trionfo, senza dargli tempo di salire sulla carrozza. Meno male, se l'ha ammuccata a me. Avete letto gli ultimi dispacci della Stefani? No. Ecco, eccellenza. E chi è Stefani? Vuoi vedere che è un figlio dello scovatore municipale? Che c'entra, che non sa manco leggere. Com'è quest'altro articolo? Tutto il contrario dell'altro. Sì. L'entusiasmo era tutto fittizio. La carrozza del ministro non era provvista che di un solo cavallo. A una variglia. E allora si è pensato di far trasportare Sua Eccellenza spalla a spalla da cafoni prezzolati. Fili, Ambrogio non te lo imboccato. Ah, è inutile. Io l'avevo detto che non volevo essere trasportato. Se almeno i miei paesani non mi prendevano, io mi sarei risparmiato il trionfo di Marducheo. Fili, ma chi è sto Marducheo? Il presidente dei ministri. Benedillo, Eccellenza. bisogna subito conoscere i nomi di questi giornalisti. Ma che vuoi fare? E dopo dire. Ma vuoi che pago pure io? No, Feli, tu mi fai piacere stare qua vicino a me, vicino a me, perché se no mi fai qualche guaio, Signor ministro. State ancora qua. Dite, però, senza discorsi. Ecco, signor Ministro, io volevo dirvi che quello che mi dà il comune, eccellenza, non basta per soddisfare, non dico i miei sfizi, ma a volte, signor Ministro, neanche il mio stomaco. Va bene, quando vedrò il sindaco glielo dirò. Grazie, signor Ministro. Salutate il signor Ministro. Grazie, signor Ministro. Buongiorno bambini. Ma io sono sempre sì. Non mi pare di sì. E tu mi vedi a me. E che succede? E allora, se io sono il sindaco e tu mi vedi, perché hai detto quando vedrò il sindaco? Perché mi sono distratto, La voce mugliere, ma.
Maurizio. Portala sì. E come no, prego, prego. Trasi, me ne che? Ecco la statua piangente. State ancora in collera per il fatto di ieri. E che decide, eccellenza? Io sto tutta mortificata per quello che succede. Ma no, ma no. Vieni Carmela, stringetevi la mano. Ah, con questa stringitura di mano mi sono proprio levata un bisimo da sopra lo stomaco. Vi dico a voi, eccellenza, che io ieri sera, dopo il fatto, mi sono sentita proprio una addolorata. E adesso come vi sentite? La Madonna da Salerno. Capirete che io sentendo parlare male del spazzare merda, non potete frenare. E perciò che rispondete che la maniera. Già, è stato per amor di padre. Casta pure. Come vede, avevo ragione io a dirle che ieri non fu ricevuto. Ma come? Questo giovane è proprio suo figlio. Vedi, questo giovane è veramente suo figlio. Bisognerebbe domandarlo alla mamma. Avanti! Avanti voi altri! Eccellenza, ecco il giornalista e la sua console. Sì, è lui con il quale ho parlato. Don Ignazio Speziale. Eccellenza, protesto! Questi due cretini mi hanno arrestato senza una ragione. No signore, la ragione c'è. Voi avete offeso niente meno che un ministro in capo. No! Io mi sono a basso del diritto di ogni cittadino, la libertà di stampa. Del resto, chi è che si è tanto abbattuto al governo per difendere questa libertà? Proprio Sua Eccellenza il Ministro. Perciò mo che volete? Lasciatemi andare per i fatti miei, se no la passate sposi. Sicuro, io faccio una querela a tutto il paese. Ma perché l'avete fatta arrestare? Io non volevo dire questo. Io volevo soltanto conoscere il nome del giornalista perché c'era stato un equivoco. E fortunatamente si è spiegato subito. Sì. Io non mi ricordo. È stato con lui al quale ho parlato. Ma io l'avevo preso. Ed egli ha capito la cosa politica. Balla, ma tu non sei proprio tipo i femministi. Ah, te ne sei accorto? E mo ti pigli in parola. Ma che vuoi fare? È mobile. Che bella cosa si papà desse dimissioni. Sarebbe una cosa buona per noi e pure per isso. Veredillo, cifri questo telegramma e lo spedisca subito. Oh, mi sono levato un pisimo a coppa a stomaco. Ma che ha fatto? Che i tuoi capiti miei? No, e tu? Ma come sono? Ma se posso sapere che fa? Da questo momento non sono più un ministro, ho dato le mie dimissioni. Che piacere! Allora, mo, i nostri due figli si possono sposare? Ma certamente, Marchese, datemi la mano. E mo, caro giornalista, scrivete la grande notizia che la destra e la sinistra hanno trovato un punto d'intesa. Però io resto sempre di sinistra, eh? Certamente, come io sempre di destra. Ah, io sono Mancino! Ma dal momento che ha accettato questa alleanza, perché non ritira anche le dimissioni? È perché mi sono sfucciate, sta sempre in mezzo ai guai. A Roma non le accetteranno. Babbo, chi è papà Lucio, parla con isso. Questo chi, Ferito? Con Marduché. Chi è Marduché? Oh, presidente dei ministri. Eccellenza, hanno portato questo applicco per voi. Date a me, date a me. È una cosa che riguarda il sito. Sarà il tuo decreto di nomina. A croce cavaliere, ci sì, madonna mia che non mi viene una cosa. Guarda che coraggio!
di comunicare che Sua Maestà, con decreto del 15 corrente mese, ha nominato Felice Ciosciamocca, sindaco di Rocca Carinola, A cavaliere della corona d'Italia! no, a salumiere della Real Casa. Contento da voi. E io mi contento io, basta che è contento questo rispettabile pubblico. Grazie per averci seguito, penso che vi è piaciuta la commedia. Comunque quello che volevo dirvi è questo è il contributo che io so dare, che ho sempre dato e che se la salute e il buon Dio mi assiste penso di poter dare per il futuro. Ma intanto ci corre l'obbligo di salutare, è vero, e di applaudire ancora una volta questi meravigliosi ragazzi. Ecco, io vi richiamo uno per uno e mi raccomando di far loro un bellissimo e lunghissimo applauso. Nel ruolo del ministro Rivelli, Antonio Villani. Carmela, sua moglie, Biagina Santoli. Giulietta, loro figlia, Erika Bonamico. Il marchese Orazio Fiore, Luigi Santoli. Ernesto, suo figlio, Luciano D'Apolito. Felice Ciosciamocca, il professore Santo di Mario. Menechella, sua moglie, Gerardina Santoli. Pardon. Gerardina Di Gianni. Scusatemi. La moglie Gerardina Di Gianni, chiedo scusa. Tore La Pesta, Felice Santoli. Gaetano Contropilo, Davide Siguranza. Ignazio Torriaca Speciale e Demonto Lisena. Rosina, sua moglie, Antonella della Luce. Il cavaliere Carlino Spiritillo, Gaetano Siguranza. Nannina Sonia Masullo. Don Rocco Zoppino, l'avvocato Rosario Maglia. Indimenticabile attore di tante rappresentazioni passate, ricordo lo Scarfalietto nella parte di Anselmo Raganelli, l'avvocato Balbuzini, ma poi anche con le sagre, insomma abbiamo fatto tanti di quei lavori. Il nostro regista Mario Villani, un grande applauso per Giovanni. Grazie Mario per quello che fai per Rocco. Prima guardia Giovanni Bonamico. Seconda guardia Anthony Damiano.
è la paziente, la fattiva, l'operosa, la nostra suggeritrice Michela Anfossi. Facciamo un applauso. Truccatrice e costumista del cast Adriana Imbriale. Come ho detto prima, le scenografie di Anthony Scarcella. Un affettuoso saluto al maestro Uva e un bacione grande ai bambini che hanno accompagnato la marcia d'accoglienza al ministro. Prego, maestro Uva. È il turno delle presentatrici, la nostra Ilari, ecco qua, dove sta Ilari? Ilari Buonamico e la deliziosa Carmen, dov'è Carmen? Carmen Maglio. E come dimenticarci dei nostri due cameraman, Angelo Damiano e Enrico Milani. Signori, è veramente tutto. Vi ringrazio per la gentile attenzione. Ho sbagliato il tempo, il nostro regista Mario Villani. Troppo buoni, grazie. Vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo scusa, sono un po' dispiaciuto per il fatto che non tutti hanno avuto dei posti a sedere. Purtroppo, come ho detto prima, questo è il locale che abbiamo e ci difendiamo con questo. Grazie e buon rientro a tutti, grazie. I bambini, ringraziamo anche i bambini della scuola, diciamo così, di Don Rocco. Un applauso anche ai bambini, ecco. Ti si fatta una vesta scullata, un cappello coi nastri e coi rosa, stiva in mezzo a 3 o 4 sciantose e parlavo francese così. Fu il loteriere che t'ha incontrato, fu il